Buone notizie per Punta Bianca, il sì alla procedura per la creazione della riserva naturale da parte della Giunta Comunale di Agrigento, che ne ha approvato la proposta di adesione al provvedimento. La Giunta Comunale della città di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, ha deliberato l'approvazione alla proposta di adesione al procedimento per l'istituzione di sito di interesse comunitario denominato SIC e riserva naturale orientata RNO, denominata Punta Bianca e Scoglio Patella, nel territorio di Agrigento. La zona comprende il territorio costiero dalla foce del vallone di Sumera al castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro. È stata dichiarata nel 2001 di notevole interesse pubblico. Nella relazione allegata si rappresenta che esiste un'area di notevole pregio archeologico, storico e paesaggistico ad est dell'abitato della città, in una zona che ricade in parte nel territorio di Agrigento e in parte in quello di Palma di Montechiaro, lungo la fascia costiera. Ha un'estensione lunga di circa 7 km, allargano in profondità nella sua massima penetrazione di circa 3 km. La morfologia dei luoghi appare complessivamente caratterizzata dalla presenza dei rilievi di Monte Grande, attorniato da modeste formazioni collinari, e dall'aperto pianoro gelardo, intercalati dalle incisioni dei corsi d'acqua e da qualche crinale isolato con spuntoni lapidei più resistenti all'erosione. Intanto le associazioni ambientaliste Mare Vivo e Mare Amico ringraziano le amministrazioni di Agrigento e di Palma di Montechiaro per aver aderito al nostro progetto di istituzione di una riserva naturale orientata di Punta Bianca e Scoglio Patella, ricadente nei loro territori. Queste due amministrazioni hanno fatto di più. Nella loro proposta inviata al presidente Musumeci e all'assessore al territorio e ambiente hanno anche chiesto l'istituzione di una SIC per la stessa area.